Maxi rissa tra giovanissimi stranieri nel centro di Trieste, tra via Trento e via Geppa, coltellato sotto l'ascella un 17enne di origine pakistana. 7 i condannati in primo grado della banda dei Rolex, tra cui 2 italiani, Letizia Alaimo e Eugenio Spina, ma il boss resta ancora latitante. Serve aiuto per sostenere i rifugiati di Gaza a Trieste, i bimbi malati con le loro famiglie, l'appello del presidente della comunità islamica Omar Akmar. Adunata degli alpini in diretta, oltre 1.400.000 telespettatori complessivamente sulle reti del gruppo Media Nord-Est. Lungomare di Barcola, via l'ultima fase della ripavimentazione del lungomare Benedetto Croce. I lavori proseguiranno sino al mese di luglio. Consultori dimezzati, personale in sciopero mercoledì 15 maggio contro l'operazione accorpamento delle strutture triestine. Unione all'insegna della sofferenza contro la Gian Erminio. Per passare il turno playoff con il Benevento servirà un'altra triestina. Buonasera, ben trovati col telegiornale di Tele4, ennesima rissa tra giovani stranieri nel centro di Trieste. Questa volta è successo di domenica nel pomeriggio all'angolo tra via Trento e via Geppa. Un 17enne di origine pakistana coltellato sotto l'ascella è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara. Fuggiti prima dell'arrivo della polizia tutti gli altri protagonisti del violento episodio. Sentiamo. 10, forse addirittura 15 giovani stranieri, mani addosso e coltelli a serramanico estratti dalle tasche. Un parapiglia che ha lasciato senza parole i passanti, molti dei quali se la sono data a gambe. Poi l'arrivo delle volanti della questura, sirene spiegate e il fuggi generale. È reso conto dell'ennesima rissa fra giovani stranieri a Trieste, l'ennesimo episodio violento avvenuto stavolta nel tardo pomeriggio di domenica 13 maggio. Teatro dell'episodio il marciapiede all'angolo fra via Trento e via Geppa, con i protagonisti della zuffa che sono finiti anche più volte in strada tra uno spintone e un pugno, con l'evidente pericolo di essere investiti. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che in un primo momento non hanno trovato nessuno da assistere nonostante le evidenti tracce di sangue sull'asfalto. Poco dopo sono stati deviati nella vicina via Flavio Gioia, dove è stato trovato ormai senza forze e con gli indumenti zuppi di sangue un 17enne pakistano che aveva appena subito una coltellata sotto l'ascella, un punto sensibile che in caso di fendente profondo rischia di poter interessare i polmoni. Il giovane, ospite di una struttura di accoglienza per minori a Gorizia, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Cattinara. La sua testimonianza è risultata cruciale per ricostruire l'accaduto. Il ragazzo sostiene di essere stato preso di mira da connazionali, al momento però nessuno di questi è stato rintracciato. La zona era stata teatro di altri episodi analoghi, fra cui un'aggressione a colpi di catena. Al momento il movente dell'episodio violento non è chiaro. Ancora a cronaca, cerchiato, pestato a sangue e rapinato, è successo nella serata di domenica 12 maggio in via Raffineria. La vittima è un 29enne cubano, è stato aggredito da una dozzina di giovani magrebini che poi l'hanno anche derubato. La questura conferma l'episodio. Il 29enne è stato portato in ospedale con traumi al volto. Un altro fatto su cui però non c'è ancora una denuncia è stato segnalato a San Giacomo, dove un gruppetto di ragazzini stranieri avrebbe minacciato un minore rubandogli i pochi soldi che aveva con sé, 4 euro, stando a quanto riferito dalla madre. Secondo le testimonianze si tratterebbe di un gruppetto di ragazzini di origine straniera che si aggira tra San Giacomo, la parrocchia dei Salesiani di via dell'Istria e piazza Goldoni. L'episodio è al vaglio della questura. 7 i condannati in primo grado della banda dei Rolex, tra cui 2 italiani, Letizia Alaimo e Eugenio Spina. Il boss però resta ancora latitante, il punto nel servizio di Gianluca Paladin. Condannati 7 membri su 8 della banda dei Rolex. La pena più pesante, 9 anni e 6 mesi, a Letizia Alaimo, residente a Trieste e considerata la basista del gruppo. 8 anni al 39enne albanese Agron Doci, che sarà espulso dall'Italia al termine della pena. 7 anni e 4 mesi al 38enne italiano residente in Svizzera Eugenio Spina. Sono i 3 imputati che hanno chiesto il rito abbreviato. Hanno patteggiato il 20enne svizzero Bio Nelshani, 3 anni e 2 mesi, i 2 fratelli Marlin e David Kalai, 2 anni e 4 mesi, e il 23enne Clevis Luscia, 3 anni e 2 mesi. Questa è la decisione del GUP Alessio Tassan nell'udienza di oggi. Ancora latitante invece l'albanese Christian Lumai, considerato il capo della banda ed ex compagno della 37enne Alaimo.
La banda di rapinatori con le sue incursioni, come precisa una nota della procura, ha imperversato nella provincia di Trieste dal febbraio del 2022 al gennaio 2023, quando ci fu l'episodio più eclatante. L'agguato del 66enne Fabio Galgaro nella sua abitazione di Rupin Piccolo. L'imprenditore era stato raggiunto da un proiettile esploso dalla pistola di uno dei rapinatori pur di sottrarre al malcapitato il prezioso orologio. Per pochi centimetri il colpo non risultò fatale. I membri della banda intimidivano, minacciavano e picchiavano le loro vittime per farsi consegnare denaro e Rolex. Nello specifico la triestina Letizia Laimo è stata condannata per concorso in tentato omicidio, 6 rapine di cui 2 con lesioni gravi, una tentata rapina e simulazione di reato. I fratelli Calai erano imputati di concorso in tentata rapina, Clevis Luscia e Bio Nelshani di concorso in rapina, Agron Doci doveva rispondere di concorso in 2 rapine e in una tentata, Eugenio Spina di concorso in 2 rapine con lesioni gravi, il latitante Christian Lumai è accusato di un tentato omicidio, 8 rapine, di cui 2 con lesioni gravi e 2 tentativi di rapina. Nell'udienza di oggi sono stati anche stabiliti i risarcimenti delle vittime con provvisionali variabili dai 5.000 ai 50.000 euro in base anche al valore degli orologi rubati. I risarcimenti finali verranno stabiliti con una causa civile. Proseguono le cure ai bambini provenienti da Gaza e presi in carico all'ospedale Burlo Garofalo. La comunità islamica si è attivata con la questura e sta cercando aiuto anche tra associazioni e privati. La comunità islamica di Trieste sta prestando il proprio supporto a favore del gruppo di profughi della striscia di Gaza atterrati a Trieste qualche giorno fa per consentire a 8 bambini di ricevere le cure del Burlo Garofalo. Diversi sono stati enti ed associazioni che hanno fornito il proprio aiuto per la fase logistica, quella sanitaria, d'accoglienza e assistenza. Possibile questa anche grazie a donazioni private. Un ruolo poi lo ha avuto anche la questura di Trieste, che ha preso in carico in maniera molto rapida le pratiche degli stranieri, permettendo loro di accedere allo status di rifugiato politico. Un'attività svolta con molta professionalità e umanità che sono rimaste impresse al presidente della comunità islamica di Trieste, Omar Akram. Devo dire che ero commosso perché la questura, nella persona del questore, proprio dottor Pietro Stune, il dottor Antonio Grandi, capo dell'ufficio immigrazione, si sono fatti veramente in 4 per facilitare, hanno aperto appositamente di sabato la questura per accogliere queste famiglie, questi bambini, perché l'iter di solito è molto lungo, complesso, invece è stato velocizzato, c'era molta umanità, molto calore umano. Detto delle pratiche, la comunità islamica è al lavoro anche per trovare un alloggio che sia più strutturato per le famiglie di Gaza, in modo da far completare le cure ai bambini. Noi come associazione, come comunità islamica, ci stiamo dando da fare, stiamo cercando di dare anche un contributo in termini economici, accompagnamento, traduzione, ma serve l'aiuto di tutti e quello che è stato fatto sabato in questura aiuta molto perché chiedendo l'asilo politico loro di diritto accedono a diversi servizi. Ecco. Pensi che questa gente era preoccupata quando gli abbiamo fatto l'asilo politico, ma siamo sicuri che possiamo tornare al nostro paese, cioè loro pensano e vorrebbero avere garanzie che possono tornare a Gaza. Ecco. Record d'ascolti per la diretta della Dunata degli Alpini di Vicenza sulle reti del gruppo Media Nord-Est, ma non solo. La programmazione della 3 giorni dedicata alle penne nere è stato un successo per tutto il weekend. La pace è un seme che richiede cura, va annaffiato con l'esempio, con l'impegno, con la solidarietà. Record ascolti per l'Adunata Nazionale degli Alpini di Vicenza, 1.485.000 telespettatori complessivi per le emittenti del gruppo Media Nord-Est, 218.000 il totale degli ascolti in Friuli Venezia Giulia, dove sia TV12 che Tele4 hanno mandato in onda in diretta l'intera sfilata a partire dalle 7 del mattino e per tutta la giornata. Ecco il grafico dei dati certificati Auditel del nostro network. Anche per i meno avvezzi alla materia, i picchi parlano da soli, con momenti da record di ascolto per tutte le emittenti. In nero vedete TV12, in giallo Tele4, in rosso Antenna 3. Ma non c'è stata solo la domenica, è stata una 3 giorni di programmazione, quella dedicata alle 100.000 penne nere che si sono date appuntamento nel Vicentino. 6 troupe sul posto a raccontare ogni sfaccettatura dell'evento, i momenti di celebrazione, quelli conviviali, i cori, eppure quegli attimi di spirito alpino colti nella loro veracità. Dai collegamenti con tutti i telegiornali del gruppo, sino a un sabato
sabato di vigilia in cui abbiamo già toccato il 1 milione di telespettatori per le reti Media Nord-Est. Una cronaca minuto dopo minuto, sezione dopo sezione, dal ricordo dei commilitoni di un tempo all'attualità operativa con le più avanzate tecnologie utilizzate nei contesti di montagna. Insomma, le nostre emittenti si sono dimostrate ancora una volta e indissolubilmente le TV degli alpini. Un grazie, come sempre, ai tantissimi che hanno risposto presente davanti al piccolo schermo. E ora vediamo il dettaglio della sfilata delle sezioni degli alpini di Trieste e Gorizia proprio nell'ambito della Dunata Nazionale di Vicenza. La sezione di Trieste, una sezione piccola ma grande nei valori, una sezione custode di una sofferta e vivissima, orgogliosa, profonda, difesissima italianità. Eccoli gli alpini della storica sezione Guido Corsi di Trieste, accompagnati dal vice sindaco Serena Tonel. Li abbiamo seguiti, accompagnati e raccontati nelle loro iniziative di avvicinamento alla Dunata di Vicenza, con pure un fuori programma inedito alla vigilia della sfilata. E viva l'Alpo, se questo è il motto Triesti, che la va di ben, che la va di mal. Sempre allegri ma passione, viva l'Alpo. Poi finalmente il momento di unirsi al serpentone delle penne nere, sperando di vedere esaudite le speranze rispetto alla candidatura per la Dunata Nazionale del 2029. Ricordo che significa non dimenticare quel doloroso esodo istriano-dalmata e soprattutto la dolorosissima vicenda delle foibe. Il 10 di febbraio siamo sempre presenti, lo saremo sempre. Grazie Trieste! Poi Gorizia, le storiche sezioni isontine che tanto hanno dato al corpo, specie ricordando quel passato aspro e difficile, quanto mai indimenticabile, sul fronte orientale. Questa notte fra Re di Puglia e Oslavia si riaccenderanno i fuochi sopra le alture dove tante volte la battaglia si spense nel sangue. Ci sarà un fluttuare di ombre intorno ai bivacchi, perché all'estremità dell'oblio hanno freddo anche i morti e noi non li vogliamo dimenticare, non vogliamo che quel freddo e quell'oblio prenda il sopravvento. Noi ricordiamo la nostra gente di Gorizia, la nostra gente di questa terra straordinariamente bella e di confine. Cambiamo argomento, il punto sui lavori a Barcola in compagnia dell'assessore comunale Michele Babuder. In alcuni tratti sono ovviamente stati ripristinati anche i cubetti in porfido perché erano i più vicini al mare e con questa ultima fase si provvederà con la rimessa in pristino dei cubetti in porfido superficiali. Partita questa mattina l'ultima fase della ripavimentazione del lungomare Benedetto Croce, un luogo di Barcola preso d'assalto ogni estate. Continua la corsa contro il tempo per dare ai triestini la possibilità di vivere la stagione balneare al meglio. Da oggi, peraltro una ditta anche locale del territorio della nostra ex provincia provvederà a fare le opere di completamento. Tra settembre e ottobre provvederemo anche proprio in questi punti che sono stati più danneggiati a rinforzare le opere di scogliera ovviamente a mare. Quindi quando ci si potrà distendere coprendo completamente la passeggiata? In alcuni spezzoni ovviamente i triestini hanno già potuto usufruire e utilizzare le aree del lungomare, lo faranno anche durante l'estate e saranno delimitate unicamente le aree sulle quali si provvederà all'opera di ripascimento, insomma di riposizionamento dei cubetti in porfido. Ho preferito, e me ne assumo tutte le responsabilità, una soluzione definitiva piuttosto che soluzioni temporanee. Infine una risposta sugli spazi usufruibili da bus e pullman al bivio di Miramare. Proprio il tratto che porta al castello era stato pesantemente danneggiato dalle mareggiate. Noi abbiamo istituito come comune uno spazio di circa 4-5 posti bus in prossimità del bivio. C'è
la scomodità di fare qualche metro in più. Ovviamente per le persone che hanno una certa difficoltà motoria non posso nascondere che possa incidere anche fare 300 metri in più. Ciò non toglie però che come comune ci siamo fatti parte attiva anche nei confronti della regione di Trenitalia. Dal periodo estivo ci sarà un maggiore numero di treni che si fermerà alla stazione di Miramare, quindi poter usufruire anche dell'ingresso da via Beirut. E c'è un lavoro che va fatto di squadra, quindi a partire dal castello di Miramare, dalle guide che organizzano i tour ovviamente, da chi predispone e offre dei tour presso il castello, ci deve essere anche la ferma consapevolezza che è bene non utilizzare l'autobus per recarsi in quelle zone. Il punto vendita Despar di Piazza Unità chiuderà a breve per spostarsi nella vicina Piazza Cavana, negli spazi dell'ex banca Unicredit. L'accordo è stato firmato proprio oggi. Andiamo adesso allo sciopero di 24 ore. Mercoledì 15 maggio con presidio al mattino a San Giacomo e l'agitazione proclamata dai sindacati CGIL e FIALS del personale dei consultori familiari di Trieste, che protesta per i disservizi e i problemi seguiti all'accorpamento di 2 strutture su 4 decisa dalla SUGI. Problemi organizzativi, spazi carenti e orari non in linea con la domanda dell'utenza sono solo alcuni dei punti critici messi in evidenza dal personale dei consultori familiari di Trieste dopo l'accorpamento voluto dalla SUGI più di 3 mesi fa. Personale che incrocerà le braccia mercoledì 15 maggio per l'intera giornata per lo sciopero proclamato da CGIL e FIALS, che sarà accompagnato da un presidio dalle 10 alle 12 in campo San Giacomo. Perché l'azienda non vuole ascoltare le loro segnalazioni, in quanto il servizio non ha un orario di copertura adeguato al pubblico. Hanno detto più volte che le 12 ore non sono utili all'assistenza perché tolgono la presenza di operatori fondamentali la mattina che non possono dare servizio adeguato nella sera. Hanno documentato le agende cartacee. Dopodiché gli spazi sono stati ulteriormente ridotti, già nell'accorpamento sono stati ridotti gli spazi, le operatrici segnalano che ci saranno delle ristrutturazioni all'interno di Valmaura. Nelle ultime 3 assemblee il personale dei 2 consultori rimasti, Roiano e Valmaura, ha lamentato diversi problemi che vanno dalla mancanza di ginecologi per attuare il nuovo servizio per le maternità a basso rischio all'ampliamento dell'orario alla sera che toglie di fatto personale negli orari più frequentati e in qualche caso sovraffollati, mentre, hanno spiegato i sindacalisti FIALS e CGIL, dalle 18 alle 20 i servizi non sono aperti al pubblico. Testimonianze di donne, di mamme che hanno avuto dei disagi che sono stati creati proprio da questo tipo di organizzazione attuale. Noi abbiamo sentito gli operatori 3 volte in assemblea e la gran parte, se non quasi tutti, hanno denunciato delle criticità che noi in qualche modo vorremmo che la direzione si prenda atto e che porti delle modifiche a questo nuovo sistema. Sicuramente è tutto migliorabile, ma se si continua a dire che così funziona non andremo da nessuna parte. Il ritorno delle province come enti intermedi tra comune e regione e migliorie contrattuali per rendere più appetibile il lavoro nel comparto pubblico. Sono le richieste della CISL del Friuli Venezia Giulia avanzate nel corso di un convegno sull'autonomia regionale. Da un lato la riforma del comparto unico si è rivelata molto positiva, dall'altra i comuni sono in grande stato di affaticamento nella gestione dell'ordinario ma anche dello straordinario, un esempio su tutti la gestione del PNRR. In un convegno dedicato all'autonomia del Friuli Venezia Giulia, la CISL ha sollecitato la Regione con un appello all'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, tra i relatori insieme ai segretari CISL Ignazio Ganga e Alberto Monticco, per avviare in tempi brevissimi una riflessione sull'opportunità di istituire un ente intermedio tra comuni e regione. Abbiamo voluto valorizzare quello che è stato fatto e quello che si può fare, l'innovazione che possiamo portare e portarla in modo particolare negli enti pubblici, nella pubblica amministrazione. C'è ancora molto da fare, in modo particolare per i comuni che sono più in sofferenza. Pensiamo che negli ultimi anni i comuni hanno perso più di 2000
dipendenti. Il sindacato si è anche concentrato sul fenomeno dell'allontanamento dei giovani dal lavoro negli enti pubblici, auspicando un'inversione di rotta. Come far percepire ai giovani una buona prospettiva di lavoro all'interno della pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione che non mette solo timbri, non fa solo passaggi di carte, ma ci sono diversi settori che possono valorizzare questi giovani che entrano attraverso i concorsi, ma vanno valorizzati anche tutti quelli che lavorano all'interno, perché molte volte si sentono penalizzati e non, valorizzati nelle loro competenze. Nella giornata odierna si è tenuto un incontro di maggioranza con all'ordine del giorno un primo confronto sulle società partecipate. Le segreterie regionali hanno condiviso il modus operandi per individuare i profili più idonei a ricoprire i ruoli apicali degli enti a partecipazione regionale. È stato inoltre indicato il profilo dell'avvocato Marco Monaco quale nuovo presidente di Società Alto Adriatico a seguito delle recenti dimissioni del presidente uscente Gabriele Fava, nominato alla guida dell'INPS. Lo sviluppo turistico della Val Rosandra nel rispetto dell'ambiente è tra le priorità del programma elettorale di Roberto Massi, candidato a San Dorligo della Valle per la coalizione di centrodestra. Priorità ce ne sono tantissime, in questo comune bisogna prendere in mano tutto e sviluppare tutto. Particolare attenzione dovremmo dare al territorio e all'ambiente. Soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo della Val Rosandra, intesa come attrazione turistica. In questo periodo ho notato che c'è veramente una valanga di persone che frequentano la Val Rosandra, ma non solamente residenti del nostro comune o della nostra provincia, ma bensì turisti. Turisti intendo sloveni, croati e austriaci che frequentano la nostra Val Rosandra, che è un po' il fiore all'occhiello del nostro comune. Sicuramente va sviluppata. Adesso in questo momento ci troviamo con una Val Rosandra con il rifugio Premuda chiuso, a Bottazzo l'unico punto di ristoro che c'era ed era funzionante nel bene e nel male, purtroppo chiuso anche questo. Questo è un male, perché se pensiamo che in tutti i percorsi, tutti i sentieri a Val Rosandra, ad esempio non esiste un bagno. Non è una cosa banale, bisogna cercare di dare dei servizi a chi frequenta il nostro territorio, perché effettivamente è un indotto molto importante. Ci fermiamo ora per la pubblicità, rimanete con noi, al rientro abbiamo ancora molti servizi da farvi vedere. Riprendiamo il telegiornale. La popolazione in Friuli Venezia Giulia, definita sulla base del censimento del 31 dicembre 2022, ammonta a 1.194.244 residenti, 399 in meno rispetto al 2021, quasi il 70%. Vive nelle province di Udine e Pordenone, e quanto emerge dal report sul censimento permanente della popolazione regionale diffuso dall'Istat. Le donne sono il 51,2% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 28.000 unità, prevalentemente a causa della maggior longevità femminile. L'età media si innalza rispetto al 2021 da 48,1 a 48,3 anni. Pordenone è la provincia più giovane, con media di 46,8 anni. Trieste è quella più anziana con la media di 49,3 anni. Gli stranieri censiti sono 116.340, più 3.189 rispetto al 2021, pari al 9,7% della popolazione regionale. Provengono da 153 paesi e prevalentemente da Romania, il 22%, dall'Albania, l'8,2% e dal Bangladesh, il 5,9%. Secondo quanto emerge dal report, quasi il 30% della popolazione vive nei 3 comuni con oltre 50.000 abitanti, ovvero Trieste, Udine e Pordenone. Re Carnival, carnevale senza confini, torna a colorare le rive di Trieste con la sua seconda edizione. Sentiamo.
Conto alla rovescia per la seconda edizione di Re Carnival, Carnevali senza frontiere a Trieste. Il grande evento porterà in città delegazioni e carri allegorici di carnevali italiani ed esteri che daranno vita a una lunga e colorata sfilata lungo le rive. Saranno 24 i carri presenti all'evento. Torna Re Carnival con tantissime novità e tantissime delegazioni dall'Italia e dall'estero, oltre 1000 figuranti in maschera, 24 carri, come detto dai principali carnevali della Venezia Giulia, del Friuli, ma di tutta Italia. Abbiamo rappresentanze per esempio da Venezia, da Novara con le maschere storiche, ma poi abbiamo le delegazioni dall'estero, dalla Croazia, dalla Slovenia e dalla Francia con il Carnevale di Nizza, è uno spettacolo molto particolare e molto suggestivo dedicato alle creature del mare. Altra novità quest'anno, il grande spettacolo finale in Piazza Unità d'Italia, quando l'imbrunire si sarà fatto buio, un grande gioco di fontane d'acqua, di fuoco e acrobati appesi che dall'alto faranno veramente delle cose, delle acrobazie, delle danze assolutamente mozzafiato. Togliere il fiato è il nostro obiettivo per quanto riguarda lo spettacolo e raccoglierlo prima con le grandi risate, le grandi gioie dei grandi piccini durante la sfilata dei carri è l'altro nostro obiettivo. Re Carnival sabato 18 maggio sulle rive di Trieste a partire dalle 16:30. Non mancate! Questa sera al Caffè dello Sport, ospiti alle 21 Giovanni Vildera, centro della Pallacanestro Trieste, Nello Laezza, ex capitano della Pallacanestro Trieste, Marco Segina, presidente della Polisportiva Venezia Giulia, Guido Roberti, radiocronista di Radioattività, Antonio Martone, giornalista del Lab TV in collegamento da Benevento per parlare dei playoff della triestina che ha ottenuto il passaggio dopo la vittoria contro la Giana Erminio nella partita di sabato sera, una partita difficile che nel finale è diventata anche movimentata. Vediamo. C'è da dire che guardare la Triestina non è adatto ai deboli di cuore. Prima il gol della Giana Erminio all'83esimo su un calcio di rigore giustamente assegnato e realizzato da Maguette Foll. Poi il pareggio 3 minuti dopo di Alessandro Malomo da calcio d'angolo e i 100 metri di corsa per andare a esultare sotto la curva Furlan. Infine il gol non gol su mischia furibonda in area giuliana, con la giocata di Perna che sembri superare la linea nonostante l'intervento super di Agostino. Il VAR però rispetto alle immagini non perfettamente chiare a disposizione per l'analisi non convalida la rete, graziando così l'Unione che a stretto giro potrà esultare per il passaggio del turno. Così raccontata la partita sembra essere stata piuttosto interessante e intensa, tutt'altro invece, almeno nel secondo tempo quando la Triestina ha abbassato molto il proprio baricentro, consentendo agli avversari di avanzare sempre oltre la metà campo per cercare la via del gol, con i giuliani che si sono difesi per mantenere il risultato in parità, sapendo di poter contare su 2 risultati per passare il turno. Una strategia che però contro il Benevento, la squadra uscita dal sorteggio e prossima avversaria dell'Unione, non potrà funzionare in primis perché l'avversario è decisamente diverso, in secondo luogo perché il passaggio del turno sarà deciso sul doppio confronto e domani l'Unione dovrà cercare di fare risultato in casa per potersela giocare poi in Campania. Tornando alla partita contro la Giana, sono state poche a conti fatti le azioni interessanti, fatto salvo per gli ultimi 10 minuti di gioco. Nel primo tempo si evidenzia un tiro di Pavlev a seguito di un'incursione di Elazrak respinta dal portiere. Al 21esimo occasione di testa per Minesso su sponda aerea da calcio d'angolo con palla spedita fuori. Un tiro di Germano impegna Zacchi in un'uscita in tuffo con sfera fuori dallo specchio. Nella ripresa gol annullato agli ospiti per posizione di fuorigioco. Decisamente imprecisa la capocciata di Pavlev al 73esimo, quindi il fallo da rigore di Malomo assegnato dopo diversi minuti di check al VAR per verificare l'eventuale fuorigioco del passaggio precedente. Ribaltamento di fronte immediato però con Malomo che riscatta il fallo con un preziosissimo gol di testa che gli dà le energie per farsi tutto il campo per risultare sotto la curva dei tifosi alabardati. In pieno recupero l'assalto della Giana che sfiora l'impresa, sfiora però perché tecnologia e una buona dose di sfortuna fermano il playoff della squadra di Gorgonzola che, bisogna dirlo, esce a testa alta dal Rocco. La Triestina raggiunge l'obiettivo giocando così. Per domani però bisognerà cambiare passo. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, rimanete con noi perché tra poco saremo collegati con il giornalista triestino Marco Gombacci per gli approfondimenti dell'attualità. A tra poco.
Torniamo in diretta in vostra compagnia. Noi siamo in compagnia di Marco Gombacci, giornalista triestino, analista geopolitico, direttore del The European Post e docente all'Università Europea di Valencia. Ben ritrovato. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e ben ritrovato a te Bernardo, era un po' di tempo che non ci vedevamo in diretta. Sì, non ci incrociavamo in diretta per parlare degli argomenti legati o quest'oggi alle elezioni europee. Molto spesso lo sguardo che riusciamo a fare con te è proprio di respiro europeo, continentale, a livello politico, geopolitico, economico, bellico. Purtroppo anche bisogna dirlo, per come le alleanze, le strategie anche dei paesi europei guardino ai conflitti in atto in giro per il mondo. Oggi ci soffermiamo però all'appuntamento delle elezioni dell'8 e 9 giugno, come si muovono i partiti a livello di maggioranze, a livello di coalizioni. Giova sempre ricordare che a livello europeo non sono esattamente allineate le alleanze che noi possiamo vedere nei contesti nazionali. Marco? No, ma nemmeno le definizioni, ed è particolarmente divertente, se non quasi certe volte triste, leggere alcuni giornali italiani con delle definizioni non giuste sui partiti europei e viceversa, ascoltare alcune televisioni o radio straniere con delle definizioni alquanto imbarazzanti dei partiti italiani. Adesso io mi trovo a Parigi e ascoltavo, venendo proprio a Parigi qua a casa, la radio, e sentivo una trasmissione francese in cui si parlava del governo italiano, e si parlava di un governo italiano di estrema destra. Adesso tutti quanti siamo d'accordo che questo governo forse è il governo più a destra della storia repubblicana, vero? È come viene chiamato, un governo di destra-centro e non di centrodestra, vero. Però dall'altro lato chiamare un governo di estrema destra, questo sicuramente ti svia dalla definizione corretta di quella che può essere come quelle che abbiamo dato prima, ma soprattutto crea un problema quando c'è da analizzare o da definire effettivamente dei movimenti di estrema destra. Ho avuto una discussione con alcuni colleghi stranieri quando ci sono stati i fatti di H. Larenzia, ovvero sia, vi ricordate, vi erano dei movimenti neofascisti che salutavano romanamente, facevano il saluto romano al grido presente, ecco come venivano definiti nei giornali stranieri un movimento di estrema destra, ma il lettore vede quel movimento che viene considerato di estrema destra, ma allo stesso tempo legge che il governo italiano di Giorgia Meloni è un governo di estrema destra. Ecco come si crea anche un cortocircuito, perché dopo sembra che il governo italiano sia un governo neofascista. Adesso tutti quanti possono avere delle idee a favore o contro di questo governo, ma sicuramente nessuno può dire che sia un governo neofascista o che si richiami a qualsiasi movimento fascista, e questo è un problema proprio di definizioni. Mentre per quanto riguarda giustamente la panoramica, noi cerchiamo sempre in Italia di guardare a quello che succede nel nostro paese, e ovviamente i tre partiti di maggioranza fanno parte di tre coalizioni, di tre partiti europei diversi. Ricordiamolo, Forza Italia fa parte del Partito Popolare Europeo, Fratelli d'Italia fa parte dei Conservatori Europei e la Lega fa parte del gruppo di Identità e Democrazia. Dall'altro lato è curioso cercare di capire quali sono le future maggioranze che ci potrebbero essere nel Parlamento europeo, perché si parla tanto di un nuovo Parlamento che guarderà più a destra o più a sinistra a seconda dei risultati. A mio modo di vedere stiamo andando verso una situazione ben peggiore, e mi spiego. La situazione è quella che ci sarà una maggioranza, quella che io chiamo una maggioranza variabile, ovvero sia ci sarà sempre il Partito Popolare che farà un po' da pivot all'interno del nuovo Parlamento europeo, per cui cercherà di guardare a sinistra per determinate norme, per cui cercherà di guardare all'alleanza attuale, ovvero sia socialisti e liberali, mentre per bloccare alcune derive che il PPE definisce derive ecologiste, le derive green, adesso non abbiamo tempo per analizzare, ma tutto quello che è successo nella situazione dell'agricoltura, delle case green, eccetera, eccetera, guarderà
ai conservatori e anche al gruppo, potenzialmente non per fare delle alleanze stabili, ma per bloccare determinate iniziative anche al gruppo di Identità e Democrazia. E questo però creerà probabilmente un impasse all'interno del potere legislativo europeo, perché ci saranno attraverso il sistema dei veti incrociati, dei partiti faranno il veto a una e l'altra proposta, per cui si rischia veramente di avere un nuovo Parlamento bloccato e si rischia anche di bloccare il lavoro della Commissione europea, perché i commissari europei vengono scelti ovviamente dagli Stati membri a seconda del governo di cui i nuovi commissari fanno parte, o meglio ci possono essere anche delle persone tecniche, tra l'altro si parla anche di una posizione importante per Mario Draghi. Però sicuramente quest'anno, questi ultimi 2 anni e mezzo, abbiamo visto proprio questa maggioranza variabile funzionare. Si può andare un po' a destra, un po' a sinistra, o si possono bloccare i provvedimenti. Talune volte è meglio bloccare certi provvedimenti, onestamente dal mio punto di vista, però sicuramente avere 5 anni davanti con queste incertezze non farà bene sicuramente all'Europa. Quale scenario però è dato per in qualche modo il più solido da un punto di vista di coerenza politica? Perché come dicevi tu, se il Partito Popolare può essere un po' lo zoccolo duro che può guidare la linea europea, gli altri partiti che mettiamo un po' magari di contorno hanno più un'idea precisa su dove vogliono andare in tema di sicurezza, in tema di ambiente, in tema di infrastrutture. Ma allora, in tema di coerenza politica, lo schema più normale, politicamente parlando, sarebbe che i socialisti guardassero verso parte dei liberali e verso la sinistra europea, okay. UE si chiama, e i verdi. Dall'altra parte il PPE naturalmente dovrebbe guardare verso i conservatori e il gruppo di Identità e Democrazia. Quindi si dovrebbero creare quei due poli. Parte dei problemi che abbiamo visto in questa Unione Europea è perché c'è stata una maggioranza tra popolari, socialisti e liberali che si annullava. Per cui non c'era una visione comune sulla sicurezza, non c'era una visione comune sull'ambiente, non c'era una visione comune sulla politica estera, perché c'erano diversi interessi sia nazionali, ma soprattutto diverse visioni politiche. Ecco come invece avere delle maggioranze a livello europeo meglio definite, per cui un centro-sinistra e un centro-destra, quello che noi possiamo chiamare in Europa, ecco allora che si potrebbe sbloccare qualcosa. Purtroppo da un punto di vista numerico questo schema è difficile da replicare, per cui probabilmente noi avremo il pivot, come dicevamo, del Partito Popolare che guarderà o a destra o a sinistra a seconda delle occasioni. C'è però l'esigenza di rendere questa Europa più forte in politica estera. Sì, ma noi continuiamo al problema originale. Fintanto che l'Unione Europea non sarà uno Stato federale, cosa che dubito fortemente, la voce grossa non ce l'avrà il Parlamento europeo, la voce grossa non ce l'avrà la Commissione europea, ma ce l'avrà il Consiglio europeo. E questo farà capire di nuovo in maniera ancora più plastica, perché stiamo andando verso a una nuova centralità della politica estera, farà vedere ancora in maniera più plastica gli interessi diversi, se non opposti, dei diversi Stati membri. Adesso, e segnate queste parole, nelle prossime settimane probabilmente ci saranno degli Stati europei che si adopereranno per il riconoscimento di uno Stato palestinese, altri invece che non lo faranno. Adesso, a prescindere da come la si pensi sul conflitto israelo-palestinese, è chiaro che se anche su questo macro tema l'Unione si muoverà non insieme, non all'Unione stavo per dire, perché non all'unisono, non all'unisono, sì, ma l'Unione Europea esatto, si tratta tutto tranne che di un'unione, in fin dei conti. Comunque alcuni stati saranno scollegati, non ci sarà un coordinamento nemmeno per il riconoscimento, per una questione talmente tanto importante come quella del riconoscimento dello Stato palestinese, del riconoscimento o meno dello Stato palestinese. Ecco qua è un'altra rappresentazione molto emblematica di come la politica estera rappresenti i diversi interessi nazionali
e non un interesse, l'utopia dell'interesse europeo. Però questo è un po' sempre stato in Europa, cioè si parla di unificare alcune procedure, ma poi ognuno guarda a se stesso. Sì, e l'abbiamo visto anche con le ultime dichiarazioni di Macron, con l'invio dei soldati in Ucraina. Fare determinate dichiarazioni che possono essere usate anche dalla propaganda russa, per far vedere che l'Europa e che la NATO sono contro la Russia, fare queste dichiarazioni non coordinate con gli altri capi di Stato e capi di governo, non coordinate con l'alto rappresentante per la politica estera Macron o con i vertici dell'Unione Europea, fa capire come vi siano sempre delle fughe in avanti della Francia, della Germania, ma anche dell'Italia, per i quali ognuno cerca di trovare il proprio spazio e di cercare anche di trovare una leadership all'interno dell'Unione Europea. Si parla tanto di esercito europeo in questi mesi, ecco come la mia domanda, la domanda che sorge spontanea, la domanda che faccio a tutte le conferenze, a tutti gli incontri e negli articoli che scrivo è: chi lo comanderebbe? Lo comanderebbe un francese? Ascolterebbe più l'Eliseo? Lo comanderebbe un italiano e ascolterebbe Palazzo Chigi? Da che parte l'esercito europeo avrebbe combattuto in Libia, dove c'era parte della comunità occidentale, dell'Unione Europea, l'Italia che sosteneva una fazione e la Francia che sosteneva l'altra? Ecco, per cui prima di parlare di utopie come esercito europeo, forse sarebbe il caso, di quello che si sta facendo in maniera molto più sotterranea, però viene fatto a Bruxelles, di parlare di maggiori investimenti in difesa e maggiori collaborazioni industriali dell'industria della difesa per lo sviluppo di armamenti, di tecnologie, eccetera, in un futuro da far poter utilizzare a seconda, a prescindere dalla nazionalità. Mentre adesso noi abbiamo dei carri armati italiani che non potrebbero parlare con i carri armati francesi, sto semplificando ovviamente, sì, certo. Ma giusto per far capire alle persone a casa, mentre con delle collaborazioni più importanti industriali dell'industria della difesa, ecco che si potrebbe preparare il terreno forse a una maggiore collaborazione, ma anche per la difesa, ad esempio, dei confini europei. Gli investimenti in difesa sono cruciali, soprattutto nel momento geopolitico in cui stiamo vivendo, per cui c'è la necessità di investire in difesa, c'è la necessità di non creare dei doppioni inutili, però questo è molto diverso rispetto di parlare dell'esercito europeo. Difesa dove l'Italia è sotto la soglia del cosiddetto 2% di PIL da investire, mi pare sia attorno all'1,49, quindi anche sotto l'1,5, ma insomma non è una notizia di oggi. In un minuto però, Marco, ti chiedo quanto l'interferenza estera, la Russia, la Cina, gli Stati Uniti vada anche a condizionare questa dispersione di potere dell'Europa, perché molto spesso vanno a parlare con interlocutori nazionali, la Francia, la Germania, chi che sia, per questioni europee. Forse non hanno un interlocutore vero in Europa? No, non ce l'hanno. Sicuramente i grandi capi di Stato cinesi, quello russo, ma anche gli stessi Stati Uniti preferiscono parlare con i capi di Stato, di governo dei singoli Stati membri, perché sanno che sono loro che decidono, che sono loro che prendono le decisioni e non sono i vertici di Bruxelles a farlo. Dopo vi è una facciata in cui certe volte si interloquisce anche con i vertici delle istituzioni europee, ma ripeto, si tratta di una facciata e non si tratta della vera politica, della realpolitik. Una questione di diplomazia più che altro. Grazie Marco, grazie per il collegamento. Grazie a voi e a prestissimo. Buona serata, buon lavoro Marco Gombacci, grazie ancora per essersi collegato con noi. Terminiamo qui lo spazio di approfondimento del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e una buona serata.